Padiglione Israele, ci sarà cosa dire dei tanti film, degli oltre 20.000 firmatari che avevano chiesto che non ci fosse? Beh, ecco, anche questo, cioè la cultura non è mai chiusa a nessuno. Il padiglione della Russia, tanto per spiegarci, è chiuso perché la Russia non ha voluto partecipare, ma noi non abbiamo mai mandato via nessuno, noi siamo sempre stati aperti a tutto. Così il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, rispondendo alla nostra domanda, ha confermato la partecipazione di Israele alla prossima Biennale d'Arte che si terrà da sabato 20 aprile a domenica 24 novembre. A maggior ragione con un padiglione che è sempre stato qua, quello ebraico, le decisioni degli stati sono autonome. Primo cittadino che getta acqua sul fuoco anche sulla bandiera di Israele presente a Ca' Farsetti, sede del comune di Venezia, dallo scorso 12 ottobre. Giornata cioè in cui Brugnaro stesso si recò al ghetto cittadino per porgere la vicinanza della città e la condanna al gesto terroristico di Hamas al rabbino capo della comunità ebraica veneziana, Alberto Sermoneta, e al presidente Dario Calimani. Noi abbiamo messo la bandiera per ricordare il momento del 7 ottobre, che è un momento drammatico e tragico. Finché ci saranno gli ostaggi, un ostaggio, noi resteremo con la bandiera. Tolti gli ostaggi, noi toglieremo la bandiera. La bandiera del popolo di Israele continuerà a sventolare dalla loggia di Ca' Farsetti insieme a quella dell'Ucraina, continua Brugnaro. La stessa vale per l'Ucraina. Finché c'è il conflitto in corso, c'è un'aggressione in corso, noi terremo la bandiera, ma è una presa di posizione rispetto alla libertà, non certamente a una scelta tra uno Stato e un altro. Da qui la condanna anche a Netanyahu. Io personalmente sono per due Stati e con rispetto reciproco, però bisogna dire che il rispetto è sempre reciproco, cioè Israele deve smettere immediatamente di fare quello che sta facendo, non c'è dubbio, ma anche quegli altri devono smettere di tirargli i missili addosso. È una cosa che andrebbe detto da tutti, però tante volte si sente, ma tu poi sì, ma non riconosciamo, e allora bisogna che trattino, e sono troppi anni, c'è tanto odio lì. Con la proposta Venezia come il Cairo, città lagunare che si candida come mediatrice in cerca della tanto auspicata pace tra i due popoli in guerra. Pace che comincia dalla giustizia. Non a caso, prosegue sempre il sindaco, proprio a maggio, nelle giornate del 9 e del 10, Venezia ospiterà il G7 per la giustizia. La macchina della giustizia deve funzionare, per cui che il G7 venga fatto a Venezia è un grande onore, per cui non è la manifestazione della pace, però ci tenevo molto, è una cosa che devo ringraziare il ministro Nordio ovviamente, sono loro il governo che sceglie.